Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una blitz giocata a 5 minuti tra Carlsen con il nero e col bianco, un giocatore online che gioca col nickname da 1700 punti che devo dire, ha tenuto testa al campione del mondo fino a un certo punto. Ma vediamo com'è andata la partita. Il bianco, che è il giocatore da 1700, gioca a D4, Carlsen risponde con F6 e su C4 una Benoni, sempre con l'idea di convincere l'avversario a spingere. Ovviamente questo tipo di spinta porta poi a delle complicazioni, nel senso che il nero ovviamente si è preparato contro questa spinta e saprà assolutamente come demolirla, motivo per cui il bianco tranquillamente, ed è la mossa che spesso faccio anch'io, gioca cavallo F3, cattura su questo punto e ora si cattura di cavallo. A questo punto ci sono varie possibilità, si può giocare 6, si può giocare cavallo C6, si può giocare G6, ci sono tantissime possibilità. Carlsen decide di giocare E5, andando quasi in una sorta di siciliana, e la mossa corretta è giocare cavallo B5. Su cavallo B5 ovviamente si vuole piazzare il bel cavalluccio su D6, andando così a stritolare lo schieramento avversario. Ma ora, diciamo, la mossa corretta sarebbe D6 per impedire tutto ciò, ma qui Kasparov ha inventato un bellissimo gambetto che prende proprio il suo nome, gambetto Kasparov. Ta 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 ta. Si gioca a D4. Perché si gioca a D4? Semplicemente si dà questo pedone. Perché lo si dà il pedone? Perché non lo si può catturare. Vuoi vedere cosa succede? Perché se si cattura questo pedone c'è semplicemente cavallo in C7. Sbam, sbam. E se si cattura di cavallo non è cosa buona e giusta, poiché tac, 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 e ancora una volta il bianco è sopra di un pezzo. Quindi è un gambetto, questo pedone non lo si può prendere. Solitamente si gioca subito alfiere C5 con un rapido sviluppo, arrocco corto, eccetera eccetera. Ecco qui il fantastico gambetto Kasparov. Ma la partita non è andata così. Il bianco, anziché giocare cavallo B5, che è la mossa migliore, gioca cavallo B3 e questa mossa pone subito il nero in vantaggio. Guarda un po' questo cavallo, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. L'unica mossa buona è una mossa passiva, motivo per cui Carlsen decide subito di andare a caccia di questo cavallo. Come? Spingendo a 5. L'idea è quella di continuare la propria spinta e vedere un po' di scacciare questo cavallo. Allo stesso tempo il bianco sta vedendo questa spinta qui, gioca a 4. Il problema di A4 qual è? È che lascia un bellissimo buco su B4 dove ci potrà andare un alfiere, ci potrà andare un cavallo e prendere così degli ottimi avamposti. Viene giocata D5, eccolo il gambetto Kasparov, anche se ora più non funziona più bene come prima. E3, alfiere in E6, aumentando la pressione su questo pedoncino, C per D5, donna per D5, doppia pressione su questo cavallo, quindi probabilmente le donne devono essere cambiate e il bianco non vede l'ora di cambiare le donne in modo tale da rendere gli attacchi di Carlsen un po' più tenui. Cattura, ovviamente Carlsen sa di avere delle conoscenze in medio gioco finale ben superiori rispetto al suo avversario, quindi è tranquillissimo. Ovviamente cosa si minaccia? Si minacciano sacrifici come cavallo per E3 e la prossima l'alfiere cattura il cavallo, perciò il bianco giustamente decide di connettere i propri cavalli in questo modo. Grazie a cavallo in B va in D2, i due cavalli sono difesi. Il problema è che questo cavallo ostruisce questo alfiere in C1 e alla lunga sarà un problema. Cavallo C6, intanto questo cavallo si attiva con possibilità anche di andare in C2 e creare dei bellissimi doppi. Alfiere B5, inchiodando questo cavallo e minacciando un arrocco corto. Minacciando con l'idea
Tuttavia, se è vero che questo cavallo non può andare in B4, ci può andare però questo cavallo, cavallo in D va in B4, arrocco corto. E ora attenzione, cosa gioca Carlsen? Gioca arrocco lungo, con l'idea di mettere subito in attacco questa torre. Adesso il bianco decide che è il momento di cambiare pezzi, cavallo, cavallo, segue E4. Questa spinta probabilmente non è delle migliori, poiché rende ancora più forti il controllo su queste case centrali come D4. Fra poco la partita cambierà un po' la piega, ma intanto sta tenendo comunque abbastanza bene il bianco. Insomma, è una partita a 5 minuti e non si può pretendere troppo. Alfiere B4, e adesso viene giocata una mossa con un po' di leggerezza, che è G3. G3 con l'idea probabilmente di creare una via di fuga al proprio re e di sostenere una spinta come F4, ma bisognava assolutamente valutare torre D3. Torre D3 con l'idea in primis di andare a liberare anche l'altra torre, ma soprattutto con l'idea anche di andare a attaccare 2 volte su questo cavallo, che in che modo può essere difeso? In nessun modo, non può andare da nessuna parte, incredibile, e dunque si è perso un pezzo. Si è perso un pezzo, adesso il bianco gioca F4 e adesso subito cattura senza pensarci su 2 volte, cavallo per B3, torre per B3, F per E5. Ora il bianco continua a giocare anche se la sua posizione è molto precaria, cavallo che controlla anche questa casa qui. La partita continua con alfiere F4, il bianco mette in connessione le 2 torri finalmente, il cavallo va in D3 con l'idea di cambiare e di supportare attacchi di questo tipo, alfiere in G5, ma dopo F6 l'alfiere deve ritornare in F4. Torre in E8, minacciando il pedone centrale, torre in A va in D1 minacciando questo cavallo che per ora è tenuto dalla torre, e ora torre per pedone centrale e mosse della disperazione, torre per D3, torre per D3, torre in C1 scacco, il re si sposta, alfiere scacco, a volte dare scacco dà soddisfazioni anche se è matto, re D7, alfiere in F4 e su G5 il bianco abbandonò, anche perché questo alfiere ancora una volta non ha case migliori dove andare se non C7, ma qui ovviamente il bianco è in balia di queste torri fortissime che fra poco andranno in terza traversa, in seconda traversa, questo alfiere, insomma. Poi giocare con una torre in meno contro il campione del mondo non è mai la cosa migliore in assoluto. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a vedere il video di domani mattina, che uscirà sempre attorno alle ore 8, e niente, a domani. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!